Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Oh, è curiosa la vita nel Medioevo. E poi, Medioevo lo dite voi, Io dico 1284. Poi, voi lo chiamate come vi pare, l'epoca gli si dà il nome dopo. Le dittature, ad esempio, se ne parla male solo dopo. E intanto tutti se le puppano. Ma non devo parlare di politica, che ci si mette nei guai. Canappione gliene stanno capitando di tutti i colori coi guelfi e i ghibellini, e i bianchi e i neri e così via. Chi è Canappione? Scusate, io l'Alighieri lo chiamo così. Mia madre dice: non t'azzardare, è un grande poeta, importante. E però c'è importante pure il naso. Via, c'ha un becco che pare una poiana, pare una caffettiera, anche se ancora non è stata inventata. Insomma, lui fa il poeta, ma inveisce, si incazza e mette tutti all'inferno. E ce l'ha con Pisa, e con Arezzo, e con i papi, con gli arcivescovi. Prima o poi lo fanno fuori, lo mettono fuori dal palinsesto a legnate. Mi dispiacerebbe? Oh, lo dico a voi, in confidenza. Io a quello non lo sopporto. M'ha visto la prima volta che c'avevo 8 anni, lui 9. E mica m'ha detto: si gioca insieme, ti regalo un gelato. No, ci ha fatto 10 poesie di 2000 versi il piccino. Egli è timido, dicono. E poi tutti a aggiungere: quanto sei fortunata, quello è un poeta, ti dedicherà il capolavoro della letteratura italiana, ti renderà famosa. Sai quante vorrebbero essere cantate da lui? E vabbè, ma io sono una donna, non sono una serenata. Mica posso aspettare che abbia finito il capolavoro e che mi abbia angelicato, e intanto io buona e zitta. A 19 anni, al Medioevo si è già in anticamera da zitelle. Mica si ha il lifting e gli antibiotici e l'aerobica noi. A 25 anni, zitelle e carampane, o tisiche, o magari ti capita un casino come Giulietta e tac, secca. A 15 anni, poverella, o come Ofelia. Oltretutto, bello non è. Mi passa a 20 metri, lo vedo che mi guarda, sospira, si gratta il becco, ma mai che si facesse avanti. O vien piuttosto, tantino mio, e fammi, che ne so, un regalino, un anellino. Vabbè, non mi può invitare al cinema, si va a vedere la Piena dell'Arno. E dicono: sii paziente, gli è un poeta, si regala i suoi versi. È una bella fava. Già n'ha scritto uno diverso, che te lo raccomando. Tanto gentile e tanto onesta pare. Certo che il letterato capisce che pare sta per appare, ma quelli del Borgo San Jacopo, quando passo, io li sento. Guarda la Bea, la Beatrice Portinari, sai che c'è? Tanto gentile e tanto onesta pare. E giù che ridono. Bel servizio m'ha fatto la poiana Canappiona. E poi sti poeti son dei begli ipocriti. Se ne scelgono una da angelicare e poi vanno a Troie. Tutti a Via del Prato, al bordello della Mara. E sai che versi? Come i politici vostri. E viva la famiglia, i valori cristiani, e poi tutti a trombare in giro. Io invece, tanto gentile e tanto onesta devo parere. Devo camminare a occhi bassi e mi son guardata tutte le merde di cane da casa mia a Piazza Santa Maria Novella. Però ho imparato a camminare così. Tengo gli occhi bassi, poi li alzo, come vedessi una visione, il paradiso, le alte rode, la Madonnina. E invece di sguincio butto l'occhio e guardo i ragazzi e vedo Battistone, quello che gioca al pallone. Sì, il calcio fiorentino. Adesso è un gioco clandestino, ma tra 100 anni lo conosceranno tutti.
Battistoni le 1,90 m, c'ha 2 spalle, 2 occhioni, col corpetto viola, col giglio. E sapete che adesso ci sono quei pantaloni attillati che si vedono certe abbondanze dentro. E poi certo, uno può pure simulare e ci può infilare un calzino o una bottiglia di sidrone. Sì, il sidrone e la Coca-Cola medievale. Ma il battistone è tutta roba sua, eh? Lo so per certo da un'amica mia. Perciò o il Canappione Alighieri mi si dichiara, mi fa vedere il 740, ma sicura che sta commedia che sta scrivendo avrà un certo successo e soprattutto mi viene giù di regalino, di anellino, collana o gemmula, oppure io, una di queste notti, mi metto il mantello e scappo di casa. Vo in Santa Croce dove si allenano di nascosto i calciatori. Vado dal Battistone e gli dico: ciao bellino, e io sono la Beatrice, quella cantata da Dante. Dai che tra noi ragazze famose e voi calciatori c'è sempre feeling. E lui, bello ma un po' rozzo, mi dirà: e che vuol dire feeling? E io gli dirò: vieni che ti porto sotto il ponte all'Arno e te lo spiego. Che c'è? Non sono angelicata? Non sono seria? E chi l'ha detto che devono scegliere loro? Basta col poeta che si sceglie la donna ispiratrice. D'ora in avanti i poeti ce li scegliamo noi. Oh, tu a me non mi canti, mi faccio cantare dal De André, va bene? Anzi, mi faccio cantare dal Battistone che fa delle belle serenate con 3 rime ma sincere e c'ha pure il sidrone. Ma guarda che bella luna, chissà l'Arno come brilla. E io sono giovane, bella e c'ho voglia di essere libera. Sai che dico? Io esco stanotte e magari domani mi fanno sposare Canappione o un altro notabile che non mi piace e schiatto al primo parto. Vai Beatrice, che è una bella notte avventurosa. E poi l'ha scritto lui, no? Tanto gentile e tanto onesta, pare.